Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Lampedusa, tutte morte per annegamento, le vittime dell'ultimo naufragio a largo dell'isola delle Pelagie. Adesso si cerca un cimitero dove seppellire le salme, non si placano le polemiche. Tragedia a Favara, un uomo è morto schiacciato dalla sua auto dalla quale era sceso per chiudere il cancello di casa. Per agosto la Sicilia fa il pienone, a Catania boom di visitatori stranieri, tutto esaurito a Taormina e alle Olie, ad Agrigento tutti in fila nella Valle dei Templi, aumentati i controlli per contrastare gli accampamenti e i falò in spiaggia. Caos alle poste per l'accreditamento dell'assegno di inclusione. A Catania la gente in fila sotto il sole sin dal mattino e questa è l'altra faccia della vigilia di Ferragosto. Torna il Festival del Tango. A Catania ballerini da 27 paesi del mondo per celebrare un ballo che è allo stesso tempo un invito all'abbraccio e al dialogo. Calcio, le siciliane preparano le partite di Coppa e pensano al mercato. Per la porta del Palermo c'è un nome nuovo, è quello di Perin. Il Catania lavora sul mercato in uscita, poi si concentrerà sugli ultimi due colpi, un attaccante e un centrocampista. Ancora buonasera, apriamo il nostro telegiornale ancora con l'ennesima tragedia del mare a largo di Lampedusa. Sono morti per annegamento, questo è quanto evidenziato dall'ispezione cadaverica effettuata sulle salme dei migranti che hanno perso la vita in mare. Intanto si cerca un cimitero dove seppellire le salme e non si placano le polemiche su questa ennesima tragedia. Il servizio di Laura Spanò. Si sono concluse nella camera mortuaria del cimitero di Calapisana a Lampedusa le ispezioni cadaveriche su 23 salme dei 27 migranti morti nel naufragio di due barche a 14 miglia a sud dell'isola. I 23 migranti, 13 uomini, 7 donne e 3 minori, fra cui una neonata, sono tutti annegati. Sui loro corpi nessun segno di violenza. La procura di Agrigento, che indaga per naufragio colposo a carico di ignoti, ha dato il via libera al seppellimento. La prefettura sta cercando le sistemazioni nei cimiteri della provincia. Il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, si è detto disponibile al seppellimento dei migranti sull'isola, visto che al cimitero comunale ci sono 500 posti a disposizione. All'appello mancano 17 dispersi, mentre 61 sono i superstiti. Intanto non accennano a placarsi le polemiche, perché nessuno è intervenuto in tempo utile per salvare quelle vite. È la domanda che pone Laura Boldrini, deputato PD e presidente del Comitato Permanente della Camera sui diritti umani nel mondo. Anche Luca Casarini, capomissione di Mediterranean Saving Humans, interviene sul tema dei soccorsi e ribadisce che serve un piano di soccorso vero. Per il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, questo drammatico episodio conferma ancora una volta l'urgenza di prevenire sin dai territori di partenza i pericolosi viaggi in mare e di combattere senza tregua lo spietato affarismo dei trafficanti di esseri umani che alimenta questo fenomeno. Intanto ci sono stati altri 2 sbarchi con 46 migranti, mentre una bambina arrivata con la madre nei giorni scorsi è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale dei bambini di Palermo. Le condizioni della bimba sono molto serie, dicono i medici. Purtroppo i giorni trascorsi in mare hanno segnato la piccola paziente. Si registra ancora sangue sulle strade siciliane. A Trapani un incidente autonomo, ha perso la vita un 46enne di Valderice, mentre a Favara un 58enne è rimasto schiacciato dalla sua auto che è scivolata fino al cancello d'ingresso dell'abitazione. Il servizio. Vigilia di Ferragosto funestata da incidenti mortali in Sicilia. A Trapani, attorno alle 4 di stamane, lungo la centralissima via Virgilio, a perdere la vita è stato Antonio Coppola, 46 anni, di Valderice. L'uomo si trovava a bordo della sua Ford Fiesta quando, per cause ancora da accertare, ha finito la sua corsa contro un muretto nei pressi della struttura che ospita il mercato amico. Un impatto violentissimo. La Ford Fiesta stava percorrendo via Virgilio in direzione zona industriale. Nessuna frenata, nessun segno.
L'uomo è deceduto sul colpo. Tra le cause possibili un colpo di sonno, un improvviso malore o anche la velocità. Per i rilievi procedono i vigili urbani di Trapani, sul posto anche i carabinieri. A Favara, in contrada Crocca, invece, Domenico Pitruzzella, 58 anni, è morto schiacciato dalla sua auto che aveva lasciato in una salita per andare a chiudere il cancello di casa. Improvvisamente la macchina col carrello a seguito è scivolata e lo ha travolto. Pitruzzella, ex proprietario di una palestra, è morto sul colpo. A nulla sono valsi i soccorsi dei vigili del fuoco e dell'ambulanza del 118. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Ancora qualche notizia di cronaca a Randazzo nel Catanese. I forestali sono intervenuti in soccorso di 2 escursionisti che, inseguiti da un toro, sono stati costretti ad arrampicarsi a velocità su un albero per non essere incornati. Si tratta di 2 giovani, un uomo e una donna, che durante una gita si sono imbattuti in un gruppo di bovini al pascolo, tra cui appunto il toro che li ha puntati. E oggi pomeriggio fortissima pioggia nell'autostrada Catania-Palermo, all'altezza di Corleone, al bivio Tre Monzelli. La forte perturbazione ha provocato danni soprattutto alle campagne. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile per soccorrere i residenti. Adesso parliamo del Ferragosto. La Sicilia si conferma regina appunto di questo evento. L'isola è la meta più scelta d'Italia. Al primo posto c'è San Vito Lo Capo, poi le spiagge affollate dove i giovani trascorreranno tutta la notte in tenda fino alla processione della Vara dell'Assunta a Messina, e poi i musei aperti a Catania, l'Etna, insomma tanti appuntamenti per questa lunga notte d'estate. Il servizio di Desiree Ferlito. Nonostante la crisi del settore turistico, confermata dai numeri di Confcommercio, la Sicilia, piena di turisti da ogni dove, si conferma meta più scelta d'Italia, seguita da Puglia, Calabria e Trentino. A incoronare l'isola come grande protagonista del Ferragosto 2025 anche il portale Ollidu. Al primo posto c'è San Vito Lo Capo. Per chi si sposta in auto da e verso la Sicilia, la buona notizia è che il prezzo della benzina in questo periodo è sceso ai minimi storici. Non succedeva dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda strade e autostrade è bollino rosso. Nella notte più attesa dell'estate, le province dell'isola propongono diverse opportunità. Le spiagge si riempiono di giovani che, attrezzati di tende, resteranno svegli tutta la notte, tra musica, canti e stelle cadenti. A Messina c'è attesa per la processione della Vara di Ferragosto. In provincia di Caltanissetta c'è la festa di San Rocco a Butera. Altro momento di forte suggestione religiosa e culturale è la processione della Vara dell'Assunta a Randazzo, in provincia di Catania. Nel capoluogo etneo il Ferragosto si vivrà tra sapori unici, tradizioni ed eventi. Musei e siti archeologici aperti e mostre d'arte nei principali spazi espositivi e gallerie della città. Per chi non sceglie il mare, ricca è l'offerta, dalle cime dei Nebrodi e delle Madonie all'imponenza maestosa dell'Etna, l'occasione giusta per godere di panorami mozzafiato e sfuggire al gran caldo. E poi c'è il boom dei turisti, tutto esaurito nel messinese, Taormina, Regina, ovviamente tra le mete della Sicilia orientale, ma tante presenze anche nella zona tirrenica, soprattutto a Milazzo. Il servizio. In un'estate in cui la sensazione è quella di un calo di presenze nel lungo periodo, Taormina si conferma regina del Ferragosto. Da oggi e sino a domenica è difficile trovare anche solo una stanza nelle sistemazioni alberghiere ed extraalberghiere della Perla dello Ionio, un dato che fa da contraltare al resto dell'estate, dove sembra essere diminuito il tempo di presenza dei turisti che scelgono vacanze più brevi rispetto agli anni scorsi, italiani col turismo di prossimità, stranieri attirati ancora dalle White Lotus, e anche nei lidi il boom è stato sempre, soprattutto nei weekend, dall'Isola Bella a Villagonia, il mare più bello è da scoprire in barca. Una situazione simile anche alle Isole Orie, dove gli arrivi e le presenze si sono concentrate soprattutto nelle prime 2 settimane di agosto sino a domenica prossima. Vulcano e l'isola dei Messinesi, Lipari dei siciliani, Panarea e Stromboli vedono presenze dal nord Italia. Boom anche a Milazzo nel weekend, dove la Baia del Tone e Dingoia sono tra quelle prese d'assalto.
Qui si registra un aumento degli affitti di case vacanze grazie anche alla vicinanza proprio con le isole Eolie che favorisce le escursioni, mordi e fuggi. Dappertutto resta un dato: dopo la voglia di vacanza post-Covid, adesso gli italiani, ma anche gli stranieri, fanno i conti con il portafogli, anche perché i costi sono aumentati tutti, dagli alberghi al cibo agli ombrelloni spiaggia. Un dato, quello dell'estate 2025, che a fine stagione dovrebbe essere analizzato dagli operatori del settore. E anche Catania fa il pieno di turisti, la città richiama molti visitatori stranieri. Il servizio di Tonino De Mano. Tra sacro e profano, tra la festa di Sant'Agata, il Tango Festival, passando per mare, Etna e centro storico, Catania fa il pieno di presenze con turisti provenienti da ogni angolo del mondo. Da dove vieni? Da Senegal. Come Catania? Bellissimo. Cosa hai alle tue spalle? La catena della Sant'Agata. Non è la prima volta che vengo in questa magnifica città. E quali sono le sensazioni? Tanta accoglienza. Prenderemo uno scooter e gireremo un po' tutte le zone qua in parte, qua nella zona e dopo noi siamo tanghieri, c'è un festival di tango qua a Catania. E siamo venuti apposta per ballare in questo festival internazionale. E poi ci sono i catanesi che risiedono al nord ma che trovano modo e tempo per tornare e respirare aria di casa. Ho visto fare un selfie, però non ha fatto il selfie con la moglie, ma con che cosa? Con la cattedrale. E perché? Perché sono devoto a Sant'Agata io. Dove sta adesso? Adesso abito a Carmagnola, in provincia di Torino. C'è tutto, c'è il mare, c'è la montagna, abbiamo tutto, siamo ricchi. E c'è Sant'Agata. E c'è Sant'Agata soprattutto. Catania è la nostra città, ce l'abbiamo nel cuore e quindi possiamo essere ovunque, ma Catania è sempre con noi. E se possiamo scegliere un posto dove andare in vacanza ogni anno, scegliamo sempre di tornare qua. Tradizione anche a tavola. Pasta a forno, parmigiana, le nostre cose tipiche, insomma. Quante granite hai mangiato finora? Tante, non le contiamo più praticamente. Parmigiana, pasta al forno, caponata, cose estive diciamo, no? Che tutti i giorni insomma non si fanno. Non si bada la linea? No, si vede, no? Io invece manderò la linea, quindi pesce arrostito, insalata verde e un bel bicchiere di vino bianco che non guasta mai. Anche a Catania è previsto uno speciale piano di sicurezza con stop a falò, tende e bevande alcoliche da asporto. Adesso ci spostiamo da Agrigento, capitale italiana della cultura, Agrigento che si prepara a vivere appunto la notte di Ferragosto, tra svago e controlli, ordinanze antifalò, spiagge sorvegliate e afflusso record di turisti anche in questa zona della Sicilia. Il servizio di Davide Sardo. Ferragosto ad Agrigento sarà una giornata di festa ma anche di controlli e regole precise per garantire la sicurezza di tutti. Come stabilito dall'ordinanza comunale è vietato accamparsi in spiaggia e accendere falò, misure pensate per prevenire incendi e tutelare l'ambiente costiero. Le restrizioni riguardano tutte le località balneari, dalla Scala dei Turchi a San Leone fino a Punta Bianca. Proprio la Scala dei Turchi in queste ore è presa d'assalto dai vacanzieri. Centinaia di persone affollano la celebre Scogliera Bianca, meta iconica per foto e bagni, con inevitabili rallentamenti lungo le strade d'accesso e parcheggi saturi. Sul litorale e nelle aree più frequentate saranno impegnati polizia, carabinieri, guardia costiera e volontari della protezione civile con pattugliamenti e controlli costanti per garantire un Ferragosto sereno e rispettoso delle regole. Intanto la Valle dei Templi è già piena di turisti, lunghe file di visitatori e appassionati percorrono i viali del sito archeologico, uno dei simboli più noti della Sicilia nel mondo. Ma ci sarà spazio anche per la musica e per il divertimento. Il momento clou sarà Piazza Giglia a San Leone, dove l'Ordine Errore terrà un concerto gratuito che si preannuncia molto partecipato. Dal comune arriva un appello chiaro: festeggiare senza sporcare, portare via i propri rifiuti e lasciare le spiagge pulite. Un gesto semplice per preservare la bellezza del nostro mare anche il giorno dopo la festa. È sempre molta attenzione nei siti archeologici, tra i beni culturali. I militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi sono intervenuti per soccorrere sull'Etna 2 turisti che ad altezza diciamo, dei crateri silvestri sono stati soccorsi. La prima una francese di 17 anni che ha accusato un malore, il secondo intervento è stato invece prestato nei confronti di un 36enne di origine catanese ma residente in provincia di Bergamo, colto anch'egli da malore in prossimità appunto del cono superiore dei crateri silvestri a quota 2020 metri.
E c'è chi ha vissuto un'altra vigilia di Ferragosto, certamente non all'insegna della spensieratezza. Parliamo dei catanesi, dei cittadini, insomma in tutta la Sicilia, in coda alle poste per l'assegno di inclusione. Servizio. In fila sotto il sole, sin dal mattino, non per divertimento, ma per necessità. L'altra faccia della vigilia di Ferragosto è quella che vi mostriamo, con code interminabili negli uffici postali e tanta confusione, spesso generata da notizie che cavalcano sui social e che mandano in confusione tutti, addetti ai lavori compresi. Tanti catanesi, ma il problema riguarda tutta Italia, in queste ore sono alle prese con l'accreditamento dell'ADI, assegno di inclusione, che per gli aventi diritto sostituisce il reddito di cittadinanza. Nonostante l'INPS avesse chiarito che la carta sarebbe rimasta uguale in assenza di variazioni, molti hanno fatto le ore piccole per avere una nuova carta che in realtà non è necessaria. Per dirimere la questione, in ogni ufficio postale è stato affisso questo avviso. Informiamo gli utenti che hanno ricevuto conferma per il rinnovo dell'assegno di inclusione che, contrariamente a quanto comunicato via SMS, l'accredito sarà effettuato sulla carta già in possesso. Inoltre verrà incluso l'importo della prestazione ponte per la mensilità di luglio. La comunicazione è servita in parte a placare gli animi, con gli utenti disorientati a cercare di contattare il CAF di riferimento, il più delle volte chiuso per ferie. Da qui altra confusione. Ricordiamo che la nuova carta è prevista solo in caso di smarrimento di quella precedente, oppure nel caso ci fossero variazioni nel nucleo familiare. Nel porto di Pozzallo, nel Ragusano, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane hanno sequestrato oltre 2.600 volatili appartenenti a specie protette. Si tratta di esemplari selvatici, tra i quali cardellini, verdoni e fringuelli, e destinati al mercato illegale di Malta. Gli animali erano trasportati in precarie condizioni igienico-sanitarie dentro gabbie stipate negli scatoloni. La procura l'azienda sanitaria hanno disposto il trasferimento e la liberazione dei volatili nell'area faunistica protetta del pantano Cuba Longarini a Ispica. Il conducente del mezzo, invece un maltese, è stato denunciato per furto, ricettazione e abbandono di animali. Adesso parliamo della pesca del gambero rosso, vietata ai siciliani per tutto il mese fino a settembre. Un paradosso che fa alzare gli scudi alle associazioni di categoria, perché dall'altra parte del Mediterraneo invece si continua a prendere i crostacei pregiati. Il servizio. Niente pesca al gambero rosso per la marineria siciliana. Il fermo iniziato il 7 agosto riguarda talune specifiche aree di pesca anche per il gambero viola mediterraneo e si concluderà il 5 settembre. Stop per i pescatori mazzaresi di Siracusa, di Scogliti, di Portopalo di Capopassero, Sciacca, Pozzallo, Porto Empedocle e Lampedusa. Obiettivo è quello di proteggere le zone di crescita e riproduzione degli stock di gambero rosso gigante, blu e rosso. C'è un paradosso in questa vicenda però, che in queste aree vietate alla marineria siciliana potranno pescare tranquillamente quelle transfrontaliere con pescherecci nordafricani, tunisini per lo più, non sottoposti a regolamenti, direttive, raccomandazioni o provvedimenti normativi. Una situazione che sa di beffa, fermi da una parte, operativi sul versante opposto. Sul piede di guerra le associazioni di categorie siciliane che dissentono ancora una volta su quanto deciso dal Ministero, che non tiene conto della programmazione delle imprese, della situazione in cui versa la marineria siciliana, che nel 2025 fa i conti con perdite che si aggirano attorno al 30%. Adesso cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo di musica, l'omaggio a Fabrizio De André col concerto del figlio Cristiano a Marina di Modica, l'incontro di generazioni, ci racconta tutto Desiderio Ferlito. E c'era il sole nelle vigne, occhi belli, lui ti baciò nelle labbra di caffè. Grande successo all'Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica con De André canta De André nei teatri. Il figlio di Faber, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, ha portato sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnato dagli indispensabili musicisti: Osvaldo Di Dio alle chitarre, Davide Pezzin al basso e poi Luciano Luisa alle tastiere e Ivano Zanotti alla batteria. C'è un dollaro d'argento sul fondo del segreto. Ma Cristiano De André non è solo un cantautore, ma anche un abilissimo strumentista. Ha incantato il pubblico di Marina di Modica con una continua sperimentazione, chitarre, pianoforte e violino, intrecciando narrazione e melodia, storia e sentimento. È un
La sua tournée è un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. Un incontro di generazioni, un racconto in musica, una riflessione sull'eredità artistica e umana di uno dei più grandi cantautori italiani. Una serata ricca di memoria, poesia e attualità sotto il cielo stellato di Marina Di Monica. E a Catania invece torna il Festival del Tango, ballerini da 27 paesi di tutto il mondo per celebrare un ballo che è allo stesso tempo un inno all'abbraccio e al dialogo. Ci racconta tutto Lorena Dolci. I passi si intrecciano nelle piazze, il popolo del tango scopre il barocco di Catania, un filo sottile che dall'Argentina arriva al Catania Tango Festival, che festeggia con questi flash mob 23 anni di amore puro. 6 giorni di milonghe, 500 ballerini provenienti da 30 città italiane e mezzo mondo. Il tango unisce 27 nazioni in un unico abbraccio e questa è la cosa più bella che possa accadere per chiedere una pace fra i popoli. Il tango è dialogo silenzioso e rispetto reciproco, parla la lingua del corpo e della musica. Nell'anfiteatro delle Ciminiere che ospita la manifestazione va in scena la ronda delle coppie di lezioni, ma anche lezioni e seminari per gli allievi che vogliono imparare le regole per danzare all'unisono. Quello che vi auguro è di godere di questi 6 giorni di tango con tanti abbracci e sorridete tanto e abbracciatevi con tanto affetto. Buon tango a tutti e buona settimana. E sulle note del tango noi ci fermiamo per una piccola pausa e rientreremo dopo per un'ampia pagina di sport. Ancora ben trovati in diretta con il nostro TG Sicilia. Adesso apriamo la pagina del calcio e del calciomercato, perché il Palermo è ancora alla ricerca di un portiere dopo aver perso Gumi per qualche mese, è appunto alla ricerca di un estremo difensore. Si fa anche il nome di Perin della Juventus che potrebbe sbarcare il rosanero. Marco Gullà nel servizio. Nodo portiere. Il Palermo non lo ha ancora sciolto. L'infortunio rimediato da Gomis nell'amichevole con il Manchester City ha stravolto i piani del DS Osti e del tecnico Pippo Inzaghi. Adesso è caccia sfrenata ad un portiere. Il nome nuovo è quello di Mattia Perin, attualmente secondo alla Juventus. L'estremo difensore avrebbe voglia di tornare a giocare titolare e Palermo potrebbe rappresentare un'ottima occasione di rilancio per lui, ma non è una trattativa semplice. Nella lista che in questo momento ha il DS rosanero ci sono anche i nomi di Jesse Joronen, svincolato, ex Venezia e già allenato da Inzaghi, Pierluigi Gollini della Roma con possibile contributo giallorosso all'ingaggio e Jonathan Klinsmann del Cesena. Più complicate le piste che portano a sempre del Pisa e Rui Patricio, quest'ultimo escluso dai radar. In entrata si avvicina l'arrivo di Davide Veroli dal Cagliari, prestito con diritto di riscatto e obbligo in caso di promozione in Serie A. Sul fronte campo, ieri allenamento al Barbera focalizzato sulle palle inattive in vista della gara con la Cremonese di Coppa Italia di sabato. Adesso parliamo del Catania che è alla ricerca di 2 figure per completare l'organico, un centrocampista e un attaccante, però prima bisognerà ancora pensare a sfoltire la rosa. Il servizio di Marco Carli. Ultime settimane di mercato, quelle delle trattative febbrili, delle occasioni last minute, del tentativo di piazzare gli esuberi. Come nel caso del Catania che ha una trentina di giocatori in organico, bisogna sistemare chi non fa parte del progetto, come De Rose, su cui si lavora da giorni, oppure Marsura, D'Andrea, Silvestri, Peralta, Frisenna, Popovic che andrà probabilmente in Australia. Resteranno invece, a meno di offerte monstre dell'ultima ora, i Menez, su cui si lavora per il rinnovo e si continuerà a farlo, e Di Gennaro. L'occasione d'ausilio era troppo importante da cogliere, lo si è fatto senza cedere giocatori. Piazzato qualche esubero, si punterà alle entrate, sicuramente 2, un attaccante di peso che dia alternative a Toscano per non ripetere l'esperienza dell'anno scorso quando si fermava Inglese. Qualcuno arriverà anche a centrocampo, visto che Quaini sarà squalificato per i primi 4 turni in considerazione dei tempi di recupero di Di Tacchio. Si pensava ad un prospetto ovviamente giovane e futuribile, mentre si andrà per i motivi che si diceva su un giocatore già pronto. Non sarà con ogni probabilità Vallocchia. Intanto la squadra prepara la sfida di domenica in casa del Crotone per la Coppa.
Coppa, dove esordisce sabato in trasferta a Foggia il Siracusa che, come detto dal suo tecnico Turati, ha bisogno di almeno 8-9 elementi per completare l'organico. In casa Trapani si pensa alla partita di Coppa in casa del Picerno di domenica. Il mercato, dopo l'arrivo del portiere Esposito, è condizionato dalla necessità di cedere altri giocatori in sovrannumero come Verna e Segberg. Società però attiva, si cerca un nuovo difensore, si fa il nome di Alberto Rizzo. Il presidente Antonini ha preannunciato un grosso colpo di mercato. Potrebbe trattarsi di un clamoroso ritorno in granata, quello di Mattia Aramu. Ancora una pausa, ci fermiamo. Entriamo in diretta, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, dunque il nostro telegiornale finisce qui. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata a tutti.